Siamo con l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato. Oggi è appunto la giornata in cui si festeggia il patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales. Un interessante spunto di riflessione nella sua omelia, l'importanza di tramandare la memoria raccontando, dal punto di vista ovviamente della comunicazione, in maniera onesta i fatti. Sì, perché è spontaneo che la nostra identità, cioè chi siamo veramente, l'identità di un popolo, è frutto della propria memoria, perché noi siamo il risultato della nostra storia. Allora, raccontare, che vuol dire prima ricostruire con la memoria gli eventi, per poi raccontarli, che vuol dire ricomprenderli e reinterpretarli, questo è fondamentale, altrimenti si viaggia nella vita come lo smemorato di Collegno, cos'era una volta, cioè si viaggia senza sapere dove si va. Ecco, un altro spunto interessante, arcivescovo, è emerso durante la conferenza stampa quando si è parlato dell'emorragia, dell'allontanamento di giovani ma anche meno giovani dalla Chiesa, e lei ha dato un'interessante spiegazione in questo senso. Sì, riprendendo sinteticamente, come ripeto, nella storia religiosa e nella storia cristiana c'è sempre il conflitto tra Dio e l'idolatria, cioè il falso idolo. E il falso idolo Gesù l'ha identificato con chiarezza quando ha detto: o scegliete Dio o scegliete Mammona. Mammona vuol dire il denaro, le cose materiali, tutto quello. Allora, quando questi diventano idolo, che vuol dire il tesoro a cui tu ci tieni, questi inevitabilmente allontana da Dio e dalla dimensione più spirituale dell'animo umano, che è fondamentale, però è anche più impegnativa. L'idolo è comodo, lo compri. Ecco, io credo che su questo noi, anch'io rilancio perché cerco di non cadere nell'idolatria, però penso che questa sia stata una delle cause, se non la causa principale, anche di un certo allontanamento dalla dimensione trascendente della vita. Un'ultima domanda, arcivescovo, lei ha parlato anche dell'importanza di costruire ponti attraverso la comunicazione. Sì, questo assolutamente, e poi questo è un tema, come sappiamo, molto molto caro a Papa Francesco, ma non è difficile dargli ragione. Sì, costruire ponti, io penso che bisogna instancabilmente costruire ponti, e siccome che per costruire un ponte da una ponta all'altra bisogna che parta uno da una parte, uno dall'altra, e possibilmente arrivino insieme allo stesso punto, a volte dall'altra parte non parte. Io dico: tu parti ugualmente, ecco, perché se tutti e due si aspettano il ponte lo sogniamo. Grazie all'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato.